di mandare Sweet Home Alabama per radio. Allora, io non so che cosa stiano sognando invece in Forza Italia, perché signori, qui stiamo parlando di una situazione veramente, veramente grave. Ho cercato di ricostruire per voi e prima di tutto per me stesso la situazione in Forza Italia. Allora, in questo momento diciamo che esistono due grandi schieramenti dentro Forza Italia. Uno possiamo chiamarlo quello dei va tutto bene, i va benisti, in cui sostanzialmente non è successo niente, Berlusconi è ancora il leader indiscusso, va tutto bene, risorgeremo prima o dopo, ed è guidato da Brunetta, Romani, Gelmini e Totti. Questo è un po' il quartetto, con la Pascale e gli altri personaggi di colore che avete avuto modo di apprezzare nelle scorse settimane su tutti i principali rotocalchi di cui so siete golosi. Bene, questi sono, diciamo, i va tutto benisti. Poi c'è la corrente che possiamo definire mi consenta le primarie, e che è capeggiata da Fitto, dalla Carfagna, c'è dentro anche la Ravetto, e addirittura, attenzione, i due Golden Boy, che sono i due assi, le due punte di diamante della corrente, della fronda interna Forza Italia, almeno per quanto mi riguarda, che sono Capezzone e Rotondi, quelli che danno un po' quello spessore, no, di contenuti e culturale a tutto un discorso che si vuole rifare nel centrodestra, partendo appunto da Capezzone e Rotondi. Ecco, questa è la situazione in Forza Italia. Scegliete voi quale delle due squadre, se volete tenerne una, diciamo, scegliete voi, c'è proprio l'imbarazzo della scelta. Io vi do un elemento in più, che Rotondi in questo momento è il primo ministro ombra di Forza Italia, perché Forza Italia inspiegabilmente non se ne sono accorti in molti, ma ha dato vita anche a un governo ombra, il governo Renzi, dove, per dirvene una, Daniela Santanchè è il ministro della difesa. Io credo sia l'unica scelta adatta che hanno fatto, l'unica che confermerei. E attenzione, è il governo Rotondi, è il primo governo ombra. Insomma, di contenuti non se n'è più parlato, perché hanno fatto il governo ombra per fare la controagenda, poi non se n'è più saputo nulla di contenuti di questo governo ombra, ma neanche andandoli a cercare. Però insomma, sono gente secondo me un po' fatta così: quando non ci sono le cadreghe, quelle importanti, vabbè, se le inventano, perché è proprio una nostalgia di schienali e di giochi di governo. Ebbene, Rotondi in questo caso ce l'ha fatta del primo ministro. Questa è la situazione in Forza Italia. Se ci muoviamo verso il nuovo centrodestra, che è un partito veramente abbastanza paradossale, come il ghiacciolo bollente, perché il nuovo centrodestra, dov'è il nuovo? Dov'è il centro e dov'è la destra? Ecco, io mi chiedo queste tre cose e non ho mai avuto risposta. Se volete datemela voi, io sono sempre pronto, come sapete, a cambiare opinione al 346 642 7756, e anche lì non è che vanno d'amore d'accordo, c'è Alfano contro Lupi, grandissimi dibattiti veramente di altissimo valore tra Alfano e Lupi, e io auguro agli amici di Nuovo Centrodestra, che sono molto meno happy ultimamente, appunto, di riuscire a fare una sintesi importante dei loro contenuti, che sono così vitali nell'agenda del paese, e non si parla d'altro che appunto del dibattito all'interno del Nuovo Centrodestra. Questo partito che, come sapete, è ormai in via di estinzione, quindi avvisiamo anche il WWF se volesse interessarsi di questo congresso, perché certamente ci sono delle specie da tutelare. Dopodiché andiamo ancora verso destra, verso le colonne d'Ercole, e lì incontriamo una nave senza nocchiero, che è Fratelli d'Italia, dove quantomeno non stanno litigando, ma hanno un problema, che hanno appunto un fitto dibattito con Storace, che non vuole entrare in Fratelli d'Italia. In Fratelli d'Italia ci sono Giorgia Meloni, Guido Crosetto e la Russa e altri, diciamo, personaggi degli anni 90, mentre Storace è in critica con loro. Insomma, questo è il centrodestra in questo momento. Che cosa poi sia, che cosa voglia dire oggi, 9 giugno 2014, la parola centrodestra, lo lasciamo a un'altra trasmissione che vi prometto faremo presto, perché seguiremo l'agenda politica della Lega, che oggi ha rilanciato alla grande anche sui temi concreti, non solo sui territori, vedete,
queste aggregazioni di liste civiche, che comunque sono uno strumento che la Lega ormai da anni sta iniziando a coltivare, e che attirano delle energie positive come quelle che un po' abbiamo sentito prima. E dall'altro lato, il 20 luglio la Lega Nord farà un congresso federale di cui non abbiamo ancora tutti i dettagli di tipo burocratico organizzativo interno, ma quello che conta è che, a quanto ha detto Matteo Salvini nella conferenza stampa che abbiamo trasmesso e che forse avete quindi ascoltato, però sarà un congresso delle idee, dei progetti, soprattutto di cose concrete per riuscire a sfuggire dalla morsa congiunta dello Stato e di Bruxelles e ricominciare a respirare. Si parla di un'aliquota unica addirittura al 25% che potrebbe essere applicata, è una delle cose che sono state dette oggi in conferenza stampa. Insomma, si torna a parlare di progetti e sicuramente dal nostro punto di vista come radio, e personalmente nella mia trasmissione, in questa trasmissione che bene o male ogni tanto seguite, vedrò di dare spazio anche a voi, proprio perché sarà un momento importante, di programmatico, il 20 di luglio, proprio una roba da spostati mentali, anziché andare al mare e fare un congresso, però sicuramente sarà più interessante e più pragmatico di quello di cui finora vi ho parlato, quindi Forza Italia, Nuovo Centrodestra e tutte le menate che stanno attraversando un'area politica dove da un po' io di proposte non ne sento neanche una, ma nel bene e nel male, neanche una che sia una su cui si può costruire qualcosa. Si parla solo di primarie, si parla solo di primarie che non ci sono, si parla solo del cane di Berlusconi, si parla delle dentiere, si parla di tutto tranne che di una proposta che sia veramente alternativa al pacchetto Renzi, simpatia, Twitter e miseria. La miseria sta per arrivare, finora avete visto solo il pacchetto Twitter e simpatia, e non lo so quindi come andrà a finire questa storia. È un'altra parte del romanzo che si chiama Politica Italiana, che stiamo seguendo insieme nel 2014, di cui vi daremo conto e che costruiremo in qualche modo anche assieme.
riapre la questione sul PD, il suo SMS, che io avevo forse un po' sbrigativamente chiuso dando retta a Danto, che ci aveva scritto quella cosa, no? Vi ricordate? Perché hanno sostegno dei dipendenti pubblici, allora funzionano, hanno le coop, c'è tutto un sistema di potere, è vero, ma non basta, perché il PD, in effetti, ci scrive l'anonimo, ha perso a Livorno, a Perugia e a Padova, e anche lì ci sono tutti questi sistemi che agiscono. Beh, c'è un dato, che questi sistemi, l'abbiamo più volte spiegato e raccontato, non sono sistemi infallibili, nel senso che sono molto più forti a dirsi poi che a farsi. Se c'è uno sforzo, secondo me, poi questa è la mia lettura, magari faremo una puntata apposta anche su questo, ad agosto ne avremo di tempo per ponzare su questo tipo di questioni, però ecco, se volete la mia risposta, e se non la volete la do lo stesso, è appunto questa, che loro hanno un sistema, in effetti, questo sistema più o meno oliato, più o meno caotico, c'è un po' in tutte le città, e per carità bisogna anche rendere onore al merito quando questo sistema si comporta in modo sano, ossia in modo legale, e in modo anche, come piace a me personalmente, non nascosto, quando non fanno finta di essere qualcos'altro, e tu sai benissimo che se vai in quell'associazione è un'associazione che fa riferimento a, mi sembra un discorso di coerenza. Questa è una macchina che molto spesso c'è, o quasi sempre, però appunto non è infallibile, tant'è vero che la risposta vincente a questo modello strutturato che è il Partito Democratico non è un modello strutturato speculare, no? Non c'è diciamo un grande movimento alternativo che riesce a creare appunto alternativa dall'altra parte. La risposta alle vittorie di Livorno, Padova, che sono però diverse tra loro, e Perugia, sta molto veramente nelle liste civiche. L'abbiamo un po' raccontato e continueremo a farlo oggi sulla vittoria di Padova, che è la vittoria di Massimo Bitonci, ma come la vittoria di Flavio Tosi fu segnata a Verona dal successo delle liste civiche in un anno come il 2011, come il 2012, che non fu facile per la Lega. Poi ci fu la vittoria giusto un anno fa di Roberto Maroni con la lista Maroni, che prese tantissimi voti. Beh, c'è una voglia di andare appunto a coinvolgere delle persone, e queste persone, mi sembra che sia un po' cambiato il termine per cui le persone si avvicinano alla politica. La politica, quella buona, ha voglia di tornare e coinvolgere la gente, è un dato che certamente i movimenti più diciamo così radicali e che sono in crescita conoscono bene, perché la Lega fa della presenza territoriale una delle sue assolute virtù e punti cardine. Però dall'altra parte mi sembra di intuire, ma poi magari mi sbaglio, che i cittadini abbiano sì la voglia di fare politica, ma non ci sia più quella voglia che c'era prima di appartenere a un qualcosa di grande, come può essere un partito politico, con qualcosa di così netto come può essere appunto un'appartenenza tesserandosi a un partito strutturato. Questa mi sembra un po' la tendenza, che è una tendenza sicuramente che ha giocato a creare questa tendenza, secondo me, sicuramente la delegittimazione della politica, che c'è stata anche per colpa di una certa politica, ma questa c'è stata, per cui certamente adesso dici io faccio politica, diventa un outing difficile, perché ti guardano dall'altra parte, è più facile dire io sono un piccolo delinquente, che dicono un altro, va bene, perché ormai c'è questa associazione di idee. Però è chiaro che è cambiato qualcosa, perché mi ricordo nella mia esperienza personale, quando mi sono tesserato a un partito, io mi sono tesserato, e quello è stato il momento in cui ero diventato grande, perché mi ero tesserato a un partito politico. Adesso vedo che è tutto diverso, è molto più soft l'appartenenza, e questo è un dato di fatto che secondo me può piacere o non piacere, ma da cui poi bisogna fare i conti. Io però la vedo così. Voi, se volete, mandatemi un SMS al 346 64 277 56 e più o meno vediamo come la vedete voi in questa trasmissione che appunto stiamo dedicando alle liste civiche, stando soprattutto su quella di Padova, che è un esempio veramente interessante per le persone che abbiamo sentito prima, quindi il paninaro Badole, campione di calcio balilla e che faceva campagna elettorale dalla cena all'alba,
Nicolò Calore, il campione della goliardia padovana, a organizzare questa lista ha collaborato con molta attenzione e con molto lavoro Roberto Marcato, che dovrebbe essere in onda con noi. Ciao Roberto. Ciao a te e i telespettatori. Allora Roberto, prima di tutto complimenti per il risultato, perché è veramente un risultato Grazie. lusinghiero e a cui contribuiscono tante cose. Massimo Bitonci, però certamente c'è una squadra forte dietro Massimo Bitonci. Abbiamo fatto finora questa puntata parlando della lista civica Bitonci Sindaco e tu sei stato un po', diciamo, l'anima di questa lista. Com'è stato agglomerare queste persone di per sé molto diverse? Come l'hai trovata questa esperienza? Qual è stato il processo che ha dato vita all'amalgama? Ma guarda, intanto è stata un'esperienza bella, entusiasmante, perché quando metti insieme persone con esperienze proprie anche diverse, con estrazioni diverse, la diversità poi è ricchezza in realtà, quindi c'è stato intanto questo aspetto straordinario. Poi abbiamo voluto dare il nome del candidato sindaco Massimo Bitonci, perché eravamo convinti che questo fosse un candidato assolutamente spendibile, e poi abbiamo voluto mettere insieme persone che provenivano anche da ambienti diversi. E devo dirti, per esempio, voi avete parlato di Badole, no? Credo sia stata un'arma vincente, perché per esempio la sinistra per tutta la campagna elettorale ha fatto dell'ironia sulla sua candidatura, no? Perché sai, questi hanno un po' la puzza sotto il naso, loro fanno le biciclettate leggendo le poesie di Goethe, fanno queste cose, poi sai, come dicono i latini, primum vivere ed inde filosofari. Quando ci sono problemi di arrivare alla fine del mese, sai, la signora Maria ti chiede risposte, non ti chiede poesie di Goethe. E loro facevano questa ironia, sai, con questa spocchiosità tipica della sinistra, che in qualche modo poi ci ha dato ragione. Certo, poi l'abbiamo sentito, insomma, una forza della natura, Badole, nel senso, assolutamente sì. Non è che non si sono presi gli stereotipi, ecco, si sono prese davvero delle persone che avevano che hanno una voglia di impegnarsi nella loro città. Quindi... Esatto, questo è quello che dice la sinistra, che sono stereotipi. In realtà queste sono persone vere, con esperienze vere, che hanno lavorato, cosa non di secondo piano, a differenza invece di chi ha governato Padova negli ultimi anni. Ricordo che Zanonato è entrato in consiglio comunale nel 1974, quando io andavo in prima elementare. Io ero una pessima idea nel 1974. Ecco, tanto per capirci, quindi insomma, ti rendi conto che queste sono persone vere che lavorano, che hanno lavorato. Questa è stata la nostra forza. Ecco, noi abbiamo dato conto solo di Badole e di Nicolò Calore, ma da chi altro era composto questa civica, per dare così qualche... Ma guarda, c'erano per esempio, c'è un ragazzo che fa il DJ, c'è una ragazza che è imprenditrice, che è molto ben addentro all'ambiente clericale della chiesa padovana. Cioè, davvero credo che una lista così variegata e così diversa raramente si possa trovare, e credo che questa sia stata proprio la forza di questa lista. Io, come dire, ho fatto la capolista perché, avendo anche un'esperienza amministrativa, sia Massimo che Matteo Salvini mi hanno chiesto di mettermi a disposizione, e io, da buon soldato della Lega, mi sono messo a disposizione. Ecco, adesso però parte, penso, un percorso, no, di questa lista civica, perché non finisce qui, anzi inizia qui l'avventura. Sì, ed è una grande responsabilità anche, perché la lista civica, lo voglio ricordare, oggi è il secondo partito a Padova dopo il PD, per cui come dire, c'è una responsabilità sia politica che amministrativa molto, molto forte. Adesso con Massimo Bitonci faremo la giunta e poi partiremo. In questa lista civica ovviamente sarà un po' il perno a cui ruoterà attorno tutta la maggioranza di centrodestra. Ecco, certamente adesso c'è una centralità politica, però è diverso da quella che avevano assunto l'anno scorso, ad esempio, i grillini, no? Perché è un altro percorso quello della lista civica. Non stiamo parlando degli sprovveduti, qui stiamo parlando di persone che si mettono in politica ma che sanno da dove vengono e che cosa vogliono. Intanto sai, noi non siamo virtuali,
nel senso che noi non veniamo scelti con una manciata di click o di like su Facebook, noi siamo persone vere, quindi con Massimo si è guardato all'esperienza, alla serietà, alla competenza. Questa è una squadra, anche quella della lista civica, già pronta, siamo già in grado di andare in consiglio comunale, siamo già operativi, ognuno di noi ha delle esperienze, delle competenze specifiche. I grillini vengono scelti dal web, sì, per carità, non metto in dubbio che ci possano essere persone per bene e brave e competenti, però mi sembra che il filtro del web rispetto al filtro della quotidianità sia un filtro completamente diverso. Ecco, non so se ti è già arrivata la notizia, se no te la do io, che il 20 luglio la Lega Nord proprio a Padova farà il congresso federale. Sì, la notizia mi è arrivata e il fatto che si faccia a Padova mi fa anche molto piacere, ovviamente, perché insomma Padova è una città importante che merita molta attenzione anche dal partito. Devo dire che Matteo ci è stato molto 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 vicino. C'è stata una collaborazione strettissima, lui ci ha creduto molto in questa avventura e ha messo a disposizione la sua forza, la sua voglia, il suo entusiasmo. Io quando ho avuto bisogno di lui l'ho sempre trovato, di questo va dato atto. Ecco, c'è un dato in questo momento: i principali comuni che sono amministrati da sindaci Lega, capoluoghi di provincia, sono Varese, Verona e Padova. Padova è la nuova arrivata. Non avete anche la responsabilità di essere quelli che con il loro esempio possono dare anche lo sprint a invece amministrazioni più collaudate, una su tutte Varese ma anche Verona, e soprattutto, seconda parte della domanda, voi siete la dimostrazione plastica che è possibile vincere anche quando tutti ti danno per spacciato all'inizio, perché Padova è una delle roccaforti più storiche della sinistra. Sì, allora è una responsabilità, però se mi permetti è anche una sfida affascinante, nel senso che in questo momento in cui la Lega sta davvero riprendendo il consenso che merita, c'è un entusiasmo attorno a noi che non si vedeva da tempo, c'è voglia di vincere, avere anche questo ruolo fa davvero piacere. Per cui, come dire, la viviamo sì con forte responsabilità, però anche, come dire, con il sorriso sulle labbra, certo. Perché è una bella sfida questa, è davvero una bella sfida. Certo, davvero, e noi da Radio Padania la seguiremo, perché sicuramente ci saranno giorni interessanti e notizie interessanti che arriveranno da Padova, perché ci sono tutti gli ingredienti davvero per un'amministrazione vivace. Intanto ringrazio. Stateci vicino che ne abbiamo bisogno. Certo, noi ci siamo, come sapete ci siamo. Grazie. Il bene e il male, noi siamo qua. Allora, anzi, il nostro motto è: mal che vada, ci siamo anche noi. Roberto Marcato è stato con noi, lo ringraziamo, grazie di averci spiegato come si assembla una lista civica. Vedete poi come le persone non aspettano sostanzialmente altro, forse basta davvero neanche togliere, perché non si sono nascosti. Non so se avete visto, ecco, questo è un dato importante: il simbolo della lista Bitonci e come quello della lista Maroni, se vi ricordate alle scorse regionali, non è un simbolo che nasconde niente, c'è un simbolo che è immediatamente riconducibile alla Lega Nord, ma non è proprio il simbolo della Lega, e probabilmente io sono convinto che questo approccio più soft sia, piaccia o non piaccia, più rispondente ai tempi, dove magari un cammino che porta poi a tesserarsi un partito ha degli step in più rispetto a qualche anno fa. Io credo che le cose stiano andando così e mi sembra che i dati oggettivamente mi stiano dando ragione, almeno per quanto riguarda Padova e le altre realtà di cui vi abbiamo parlato. Comunque, non di sole liste civiche vivrà l'uomo, ma soprattutto le liste civiche non vanno da nessuna parte se non ci sono idee, progetti e altre, diciamo, linfe vitali di pensiero per mandare avanti un'azione politica, altrimenti si finisce a fare i dibattiti stile Forza Italia, che voglio le primarie, non voglio le primarie, voglio questo, voglio quell'altro, ma non si capisce più l'identità di un'intera area politica che fino a qualche anno fa sembrava destinata a governare per almeno 50 anni con meravigliose sorti progressive. Se la Lega è rimasta in piedi, bisogna laicamente, oggettivamente notare, in mezzo a tutto questo crollo del centrodestra,
con anche un cambio di leadership, non solo uno ma doppio, un doppio cambio di leadership dal 2011 a oggi, è perché probabilmente negli anni, oltre a delle persone capaci come Massimo Bitonci e come tanti altri amministratori locali apprezzati, si è anche creato un laboratorio di idee che dà frutti, e questi frutti poi si vedono oggi. Però non ci si ferma qui, perché vi ripeto, da oggi in poi inizia il cammino verso il 20 luglio, e questo cammino anche così, senza troppe pretese e senza prenderci troppo sul serio, lo intraprenderemo anche noi qui da Rebelota Radio Padania. Un SMS riguardo a questa puntata che stiamo dedicando appunto alle liste civiche, in cui dice, ve la faccio breve per spiegare il senso, però insomma, se si vota un partito, quantomeno si sa che si eleggono delle persone di un determinato partito, e quindi che hanno un orientamento di un certo tipo. Se invece si vota la lista civica, in questo caso di Bitonci, o del candidato sindaco, non si capisce esattamente che cosa si elegge, o almeno questo era un po' il sunto della domanda che ci è arrivata per SMS. Ma questo senza dubbio è un dato di fatto, cioè non è un processo di cui un processo progressivo dove ci sono solo lati positivi, c'è certamente una fase di grande confusione, mi pare di notare, nella scena politica, una confusione pazzesca, dove addirittura le parole non vogliono più dire quello che volevano dire 3 o 4 anni fa, perché oggi parliamo a vanvera di centrodestra quando non c'è più una proposta, quindi c'è il niente. Parliamo a vanvera di centrosinistra quando in realtà ci sono delle politiche che tutto sono meno che quelle che storicamente possiamo identificare come il centrosinistra. Neanche l'immigrazione, perché se vedete in campagna elettorale Renzi si è guardato bene di spendere 2 parole davvero su Mare Nostrum o sulle altre cose. Adesso fuori dalla campagna elettorale probabilmente viene tirato fuori questo ragionamento.
E anche qui il fatto che il 5 Stelle si affermi è un altro dato si sia affermato e ancora oggi comunque sia intorno al 20%, è un altro dato del fatto che c'è una larga fascia di elettorato che può essere intercettata con la pura rabbia, ma proprio perché c'è una penuria di progetti pazzeschi. I 6 referendum della Lega hanno avuto un grande successo sia perché sono cose concrete, ma anche, io credo, per mancanza assoluta di concorrenza nel resto del panorama politico, ma non solo politico, associativo. Era una vita che non si sentiva dire 6 referendum per abrogare 6 specifiche leggi come quelli che sono stati i referendum della Lega, e questi sono dei dati importanti che secondo me segnano una strada alternativa, quella che sta tracciando nel bene e nel male la Lega Nord. Poi uno può essere non d'accordo o d'accordo, ma la cosa io credo che possano apprezzare tutti è che almeno con le idee della Lega, con i referendum, con le proposte, tu puoi oggettivamente e razionalmente essere d'accordo o non d'accordo, proprio perché queste proposte ci sono. Quindi io posso avere una visione del mondo piuttosto che un'altra. Io ho a volte sincero imbarazzo, e penso magari anche voi, a capire se io sono d'accordo o non d'accordo con quello che magari vedo di sfuggita dire a Cicchitto al telegiornale, perché è il nulla assoluto, o a Renzi quando fa un'intervista. Io finisco l'intervista di Renzi, per questo poi non ve le insubisco mai, perché dico ma sì, va bene, ma cosa hai detto sostanzialmente? E questa è veramente un'ambiguità trasversale, ecco. Uno che può, diciamo, reggere questa parte di critica forse un po' è Grillo, perché quantomeno su alcuni temi ha le idee molto chiare, ma a sua volta è smentito dalla sua stessa base, come abbiamo più volte dato testimonianza sia qui che negli altri mezzi di informazione. Quindi c'è veramente una confusione che può sfociare in due tipi di finali, almeno secondo la mia opinione. Il primo finale è quello che io temo, che secondo me sarebbe non funzionale: l'aggregazione artificiale di forze che si coalizzano e fanno un pastone per cercare di fare anche loro un grosso conglomerato da opporre al PD, un'operazione di laboratorio che non avrebbe alcun tipo di futuro probabilmente, e sarebbe comunque un qualcosa di artificiale che va a garantire chi già fa parte di un certo giro della politica. Oppure la seconda strada è quella di non guardare in faccia sostanzialmente nessuno, continuare a parlare di temi concreti, aggregare il più possibile delle galassie, senza delle galassie di pensiero, delle associazioni così, senza poi avere, diciamo, quella pretesa di essere ancora nel Novecento, quindi di avere dei partiti che hanno delle identità rigide, dove se tu sei tesserato sei il partito, se non lo sei non lo sei. Questa potrebbe essere una strada, però guardate, di tutte queste cose noi parleremo e ne parleremo a linee aperte da domani in poi, e soprattutto ne parleremo anche, vedrò di portare in trasmissione qualche ospite che possa in qualche modo, con qualche provocazione, con qualche stimolo, accompagnarci fino al 20 luglio, che sarà la data appunto del congresso nuovo federale della Lega, un congresso di idee con qualche idea in più. Poi le idee noi le diciamo, non è detto che diventeranno qualcosa di più, però insomma, se già riusciamo a parlarne e lo facciamo in modo intelligente, piano piano, ognuno per il suo pezzetto, qualcosa combiniamo. La cosa certa è che non abbiamo paura del caldo noi. A differenza di altri, il 20 luglio farà un caldo pazzesco se la situazione continua così, e noi invece del caldo ce ne strafreghiamo, perché il 20 luglio sicuramente Radio Padania seguirà in diretta quel congresso federale, sì, un congresso che a differenza di quello che più o meno 99 anni fa, proprio oggi, si chiudeva un altro congresso. Lo sapevi, Roberto? Si chiudeva il congresso di Vienna. Il congresso di Vienna, dopo la sconfitta di Napoleone, si chiudeva proprio oggi. Sì, l'hanno firmato oggi, l'atto conclusivo, l'avevano firmato nel 1815,
dopo una terapia di gruppo che era durata dal febbraio appunto a giugno, in cui tutti i grandi del mondo, una sorta di G8 ante litteram, avevano fatto questo mantra: non è successo niente, non è successo, va tutto bene, non ci sono stati 20 anni di Napoleone, non è cambiato il mondo. Bene, alla fine del congresso di Vienna stavano per dar vita, pensa, al nuovo centrodestra, ma poi Metternich, grazie a Dio, si era opposto. E invece era così, passata appunto questa linea più leggera di far finta di niente, e si spartirono sostanzialmente i territori, ridisegnando i confini, spartendoseli tra i grandi della terra, pare con il gioco della bottiglia, e alla fine hanno creato anche la Santa Alleanza, di cui però non fece parte il Papa, perché insomma, trattandosi di una questione che riguardava il cristianesimo, il Papa giustamente si era chiamato fuori per mancanza di competenza. Questo è il servizio che diamo agli amici che devono preparare la maturità. Non vi preoccupate, perché le nostre notizie sono affidabilissime, quindi se voi ripetete quello che avete sentito a Radio Padania e non va bene, ci prendiamo la responsabilità. All'orale potete dire: ma Radio Padania ha detto, così vi bocciano di sicuro e state un anno più a scuola, che è bellissimo. State bene per il momento, perché noi ci sentiamo domani alle 4:30 dal Marco Pinti, da Roberto Colombo e da tutti quelli che stanno passando in corridoio. Una buona serata, rimanete però, perché c'è il punto politico con Pierluigi Pellegrin, ma prima ancora il Dite la vostra con Alessandro Morelli. A domani!